E noi siamo finalmente arrivati a Mestre, siamo in piazza Gorzetto, siamo qui praticamente a 5 km da Venezia, siamo a Mestre e intanto siamo con Tonino. Ciao Tonino. Ciao, come stai? Benissimo, dopo il viaggio, dopo l'aereo, insomma tutto il viaggio che è stato fatto per arrivare qui, benissimo, perché da qui partirà il nostro percorso per Mestre. Certo. Ma l'iniziativa che stiamo andando a fare con Mestre assieme al gruppo degli Stentales è un'iniziativa che ci rende prima di tutto orgogliosi per quanto riguarda sia tutta la nostra provincia, ma penso di poter dire anche per tutta la Sardegna. Oltretutto è in collaborazione anche con le aziende agricole di Nuoro e dell'Ogliastra, dove stiamo cercando di promuovere le eccellenze che tutta la nostra provincia, le due nostre province, possono dare e danno. Intanto Torino, siamo a pochi passi da Venezia, il Ponte della Libertà collega Mestre con Venezia, 5 km di distanza, giornata sicuramente importante. Oggi tra l'altro tu ci farai conoscere degli imprenditori sardi che da Suni sono partiti e poi insomma hanno fatto grande non solo la loro azienda, ma hanno fatto grande anche la nostra isola. Certo, e sono sempre il nostro orgoglio. Noi fra un po' andremo a trovare questa grande azienda, certo, che è la famiglia Ruggiu. Sì, la ditta di Vittorio Ruggio, che ormai da 40 anni qui sono riusciti a portare quello di meglio che abbiamo nella Sardegna centrale. Tenete presente che è una ditta che è riuscita ad esportare le sue eccellenze addirittura nel Principato di Dubai, insomma. Ascolta, facciamo così Tonino, adesso siccome noi, unitevi tutti quanti vicino a noi, allora noi facciamo così, facciamo sentire tanto il coro, com'è che si chiama questo coro? Amici del folklore. Ah, ma quelli famosi di Nuoro. No, scusa, stai sbagliando, non quelli famosi, quelli famosissimi. Ah, ecco. E allora amici, facciamo conoscere meglio quelle che sono le sonorità della nostra isola e poi andiamo a trovare questa grande famiglia di imprenditori, la famiglia Ruggiu. Barone sa tirannia, asino provvida mia, torna de sape in terra. Declarate regiosa guerra contra de sa prepotenzia. Incomincia sa pazienza in suo popolo a mancare. Barone sa tirannia, procurate moderare. Mirate che sta ascendente contra de voi su vocu, mirate chi no è gioco, chissà cosa san de vera, mirate chissà era minetta una temporale, gente così stava male, scurta d'esau che mia, procura de moderare, barone sa tirannia. E noi ci siamo trasferiti, siamo all'interno di questa grande azienda, la FIAL della famiglia Ruggiu, siamo in compagnia di Diego Ruggiu che per la seconda generazione abita qui praticamente in Veneto. Noi di seconda generazione siamo nati qui, papà si è trasferito da giovanissimo dalla Sardegna in cerca di nuove risorse, nuove opportunità e negli anni ci siamo consolidati nel settore dell'illuminazione. Infinity Tower è un progetto importante che è nato a Dubai, sarà la nuova torre che sovrasta il Dubai Marina, è una costruzione importantissima perché rivoluzionaria dal punto di vista dello stato progettuale, ruota su se stessa. La soddisfazione particolare nostra è che l'illuminazione esterna della torre, completamente a LED, è prodotta da noi. A Suni? I LED sono prodotti a Suni, certamente. Cioè Suni in Sardegna? Suni in Sardegna, in provincia di Oristano, è uno stabilimento in cui produciamo elettronica di altissimo livello e che è stato qualificato per l'illuminazione della torre. Insomma, la vostra è un'azienda praticamente a livello mondiale, perché so che state progettando, preparando anche altre situazioni grosse. Noi stiamo lavorando in tutto il mondo, in questo momento Dubai, Abu Dhabi, abbiamo da poco chiuso il contratto per quanto riguarda le Shining Tower e lavoriamo in Egitto, lavoriamo in tutto il mondo.
progetti come questo Infinity Tower, cioè, quanto possono cambiare poi la vita di un imprenditore? Beh, ci ha dato delle grandissime opportunità e Infinity Tower è stato un progetto che ci ha messo a dura prova perché siamo stati selezionati tra delle aziende mondiali, eravamo i competitors, erano un'azienda americana e un'azienda tedesca, però ci ha fatto capire che siamo in grado di produrre tecnologia e qualità e questo ci ha dato un grossissimo input per poter andare avanti, per proporci in altre situazioni. Ripeto, le Shining Tower di Abu Dhabi, il museo egizio che verrà aperto tra poco, il nuovo museo egizio è illuminato completamente da noi, quindi su grandi progetti siamo presenti. Allora, FIAL, noi adesso apriamo qui, raccontami, poc'anzi mi dicevi, ecco, cioè voi preparate, cioè il vostro punto di riferimento nel lavoro, cioè voi preparate tutte queste cosine qui, cioè fammi capire. Allora, in questo caso qui stiamo vedendo dei LED, i LED sono dei componenti elettronici, tra l'altro a essere prodotti nel mondo sono poche aziende, sono solo 4 aziende che producono il chip. Noi progettiamo le schede elettroniche, progettiamo i circuiti che poi vengono prodotti, assemblati in Sardegna e poi montati all'interno degli apparecchi di illuminazione. No, meglio di così. È una soddisfazione enorme perché questa è tecnologia avanzata che è messa in applicazione sul quotidiano. Insomma, cercare di farvi capire questo è un po' difficile per chi insomma, è ignorante come me in questo caso, però quando poi si vedono lavori di questo tipo insomma, ti viene voglia di dire bravi, bel lavoro e viva la Sardegna in questo caso. Viva la Sardegna. Grazie Diego. Grazie altrettanto. Ancora in compagnia di Tonino Paniziutti in questa grande occasione, quest'oggi saremo al Teatro Toniolo qui di Mestre, siamo in piazza Erminio Ferretto poi a conoscere meglio quei sardi che vivono qui in Veneto. Eccezionali, noi ormai abbiamo instaurato una collaborazione stupenda con il Circolo dei Sardi Chinusa che oltretutto ci ha permesso di ritornare dopo tanti anni qui a Mestre e di conoscere anche, perché no, le generazioni successive ai personaggi che abbiamo conosciuto in quel periodo, parlo del 98, del fine degli anni 90. Oggi siamo riusciti a conoscere addirittura i figli di queste persone, perciò per noi è una soddisfazione ancora più grande. Imprenditori sardi che fanno successo in tutto il mondo, avete visto proprio poc'anzi l'intervista con questi signori, insomma viva la Sardegna e viva l'imprenditoria, viva i sardi che fuori veramente si fanno riconoscere per la grande voglia di lavorare. Ma parliamo adesso di questo connubio tra voi e gli Stentales. Ma è un connubio che ormai va avanti da un decennio, insomma. Noi con Gigi abbiamo instaurato un rapporto a dir poco da fratelli, insomma. Siamo riusciti a fare delle cose che magari 10 anni fa erano impossibili, cercare di creare delle simbiosi tra la musica etnica pura, che è quella che fanno loro, e la musica tradizionale, folcloristica, che è quella che facciamo noi, insomma. Perciò non è facile e secondo me è molto importante che questo sia stato fatto. Ma la vostra associazione quanti anni fa ha iniziato questo grande percorso dedicato alle tradizioni e alle sonorità poi dell'isola della Sardegna? Con questa domanda mi permetti di dare un po' di cenni storici della nostra associazione. La nostra associazione nasce nel 69 e tu immaginati, insomma, siamo nel 2011, che cosa vuol dire? Insomma, un'associazione oltretutto col tenore, col ballo, il coro e soprattutto, che è il nostro ultimo orgoglio, la nostra eccellenza in questo momento, che è il gruppo dei bambini, insomma, che per noi è il futuro della nostra associazione, perché insomma, io personalmente sono uno dei più vecchi, ci sono 35 anni, ma la soddisfazione più grande in quest'ultimo periodo è l'essere riusciti a far appassionare tantissimi giovani alle tradizioni popolari della nostra città, che sono enormi. Io adesso, Tonino, approfitto di te per strapparti una promessa. Siccome nell'ultimo disco che sto registrando c'è una canzone che sicuramente tu conoscerai molto bene, perché riguarda poi una bambina purtroppo scomparsa qualche anno fa, la canzone Balla in Chelu, è una canzone, io mi cimenterò forse per la prima volta a cantare in sardo, a cantare poi quel sardo molto nurese, direi, molto...
ti strappo la promessa, insomma, che nel videoclip ci siate anche voi, che siete un po' i portafortuna anche della città di Nuoro, no? Ma capisci che per un evento del genere, insomma, soprattutto per ricordare purtroppo questa bambina, immaginati se noi non ti diamo il nostro apporto e non ti daremo tutta la solidarietà possibile. In questo caso, come tu ci stai chiedendo, faremo parte del tuo videoclip. E allora questo sta succedendo a Mestre. Viva la Sardegna! Bene Tonino, Ciao. noi da questa piazza adesso ci trasferiamo perché adesso andiamo in teatro e lì ci sarà lo spettacolo. Ciao Tonino. Grazie, ciao.